Enrico, partita sicuramente che ha visto un Mantova molto molto concreto, si è difesa molto molto bene, campo difficile, insomma partita vera, cioè ben combattuta dove il Mantova coi denti ha tirato via questi bei 3 punti, insomma. Sì, come ho detto prima, appunto, lo Ginatese, come tutte le squadre, ogni domenica appunto, si trovano a fare la partita della vita. Noi abbiamo fatto il possibile, siamo riusciti a passare subito in vantaggio, forse quello ci ha magari, tra virgolette, frenato un po', nel senso comunque dovevamo cercare con un campo così difficile magari a mantenere il vantaggio e tutto e portare a casa questa vittoria importante. E niente. Non siamo riusciti magari a esprimere il gioco bello di tutte le domeniche, delle ultime domeniche soprattutto, però il risultato penso sia la cosa più importante della giornata di ieri. Ancora quello schemone che funziona, che è una meraviglia, te che ti metti sul limite dell'auto, poi fai il passaggio dentro, alla fine arriva il gol. C'è da farlo laterale, Sono 2 domeniche infatti che si riesce questo schema, diciamo, non diciamolo più, magari ci ascoltano, non so, è un nostro punto di forza comunque. È un nostro punto di forza magari perché ci conosciamo, appunto. Io vedo Pimazzoni che va a battere, so che lui ce l'ha particolarmente lunga la rimessa laterale, allora cerchiamo appunto di metterci in condizione l'un l'altro per cercare di fare gol. Dopo lo rivedremo, il gol non è stato, adesso sembra tutto facile, no? Vabbè, uno tira là, si mette in fondo, no. Però il gol è stato anche, non era neanche facile perché poi dopo lo vedremo, il tiro di Bersi è stato, è stato bravo, è stato molto bello, insomma. È stato bravo, distinto, tutto di prima, no, è stato bravo. Io ti faccio già una domanda, Enrico. Il tuo curriculum parla di società, di C importante, hai giocato a Reggio Emilia, hai giocato a Campobasso, che è comunque una piazza dove sentono molto il calcio, una grande tradizione negli anni 70 e 80. La tua sensazione, arrivato qua a Mantova, quasi un po' in sordina, hai dovuto passare qualche problema fisico, poi alla fine ti sei integrato bene, anche con, possiamo dirlo, con un po' di peso, con la figura di Ciccio Graziani che tornava su tante cose. Te cosa dici, insomma? Beh, più che problemi fisici, il mio problema iniziale sono state le 3 giornate di squalifica che avevo preso l'anno scorso. Cosa hai fatto che sei un attaccante così sereno? Così... Sì, la serenità che c'è in campo. No, alla semifinale di playoff giù a Pianura, la semifinale di ritorno che abbiamo appunto perso, l'arbitro è stato molto condizionato dall'ambiente così e quindi per una finta di una sceneggiata napoletana del loro difensore sono stato espulso, addirittura 3 giornate mi sono pigliato. È stata una finale, adesso mi sovviene che è stata una partita di playoff molto molto sentita, quella lì che avete giocato col Carpi, insomma. Sì, tra l'altro il Carpi che sta andando alla grande adesso in campionato di C2. Sì, infatti li sento ancora alcuni miei compagni, appunto sono contento per loro. La semifinale, siamo la barzelletta dell'Italia, siamo un po' diventati, vincendo 5-0 l'andata da noi e poi andando a perdere 8-2 là in condizioni tutt'altro che calcistiche. Cioè proprio... Capito che è Claudio? Andata 5-0, 8-2 la gara di ritorno. Ma io quei campi lì li conosco, a me senza raccontarmelo, cioè i condizionamenti degli arbitri anche delle squadre, perché è capitato non dico dove sabato in ritiro hanno detto se domani fate un punto qua non andate a casa nessuno, cioè venivano... Quindi sono campi anche Martino molto... Lietti fa così con la testa. No, ma io ho fatto diversi anni là, quindi certi campi di bassa classifica. No, sto scherzando. Cioè, mai in società che sono arrivate almeno alla Serie B, società che ballano dalla Serie C, Serie D, Serie C, così. Sono delle cose che ti fanno paura davvero. Dopo vai in campo, dopo si dice che il campo fa dimenticare tutto, ma qualcosina un po'. No, ti condizionano. Allora, direi di... Il Mantova ha conquistato la 5ª vittoria consecutiva, è in testa alla classifica con 5 punti di vantaggio dalla seconda e non è ancora al 100%. Si può dire che meglio di così non si può, ma ciò che sorprende è che, vista la sofferenza dimostrata ieri contro l'Ostica o il Ginatese, la squadra di Archimede Graziani ha ancora ampi margini di miglioramento. Figuriamoci quando sarà al top. In ogni caso la vittoria è arrivata in un match intenso con traverse, rigori parati e gol annullati. Un Mantova
Mantova che si è trovato in difficoltà in molte circostanze, dal campo piccolo ed appesantito dalla pioggia e soprattutto da una squadra di autentici corazzieri che da un punto di vista fisico hanno sovrastato i biancorossi. Il Mantova ha comunque qualità da vendere, dalla straordinaria difesa gestita dalla grande da Zaninelli e Caruso ai colpi diversi del solito Franchi. Una squadra che nel fango ha saputo lottare pur senza la qualità del suo capitano Mano Espinale. La cronaca: dopo un'azione di Franchi in apertura, Portesi salva la porta al 10° con una doppia parata su una conclusione di Casiraghi. Il Mantova passa in vantaggio un minuto dopo. Pimazzoni serve per Gherardi che taglia per Bersi, che in corsa realizza. L'Olginatese non si scuote e dal 15° colpisce la traversa con una conclusione da 25 metri di Pisano a Portesi battuto. Il tempo si chiude con un colpo di testa di Chiaia con palla di poco fuori. Nella ripresa l'Olginatese parte forte, al 7° sfiora il gol con Chiaia. La pressione dei padroni di casa aumenta e l'arbitro Sacchi regala un calcio di rigore all'Olginatese per fallo di Pimazzoni su Binda. Dal dischetto Portesi fa il miracolo e respinge. Il finale dell'Olginatese, anche se non sfonda, anzi sarà Franchi a realizzare il 2-0, ma ancora Sacchi si inventa un fuorigioco dal nulla. Con l'urlo degli oltre 200 biancorossi, l'arbitro fischia la fine. Il Mantova ha vinto ancora. Buona così. Sì, d'altronde con noi ce la mettono tutti, è un problema, però va bene così, cioè, oggi abbiamo sofferto un po', però secondo me il secondo gol di Franchi c'era, dopo non lo so, è stato bravo il portiere a parare il rigore, però io credo che oggi abbiamo fatto la nostra partita, mancava Spinale, però abbiamo sistemato dove abbiamo potuto, poi insomma per me meritavamo anche di vincere, dopo il calcio ci sta di tutto. Tanta sofferenza perché non è facile venire a giocare in questi campi qui, che io ve l'ho detto in settimana, loro la volevano mettere in Cacciara, l'ha messa in Cacciara e poi dopo i nostri sforzi sono stati premiati. Questo ancora una volta per dimostrare che questo gruppo qui, al di là delle qualità che ha, è un gruppo vero, un gruppo solido e tutti quanti noi dobbiamo essere orgogliosi, io per primo di allenare un gruppo di persone, di giocatori così importanti, quindi non finirò mai di ringraziare perché loro mettono a disposizione tutto quello che hanno, l'hanno dimostrato anche oggi nelle difficoltà, non è facile per noi giocare senza Spinale, senza Bellodi, senza Graziani, senza di questi giocatori, oggi in campo non ce n'era nemmeno uno e i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, sono pesantissimi, è vero, ora dobbiamo continuare ancora così, ce ne mancano ancora 65. Sembra poco conto, ma il movimento e lo spessore di Spinale in mezzo al campo a noi ci dà dinamicità, cosa che oggi non abbiamo potuto avere per caratteristiche diverse dei giocatori e quindi sembra che gli altri facciano più possesso palla. Però è stato un possesso palla che si andava a schiantare contro la nostra difesa, la difesa molto bene, gli abbiamo concesso 2 occasioni, però io penso che in interregionale concedere 2 occasioni all'altra squadra ci possa anche stare, ci può stare anche che il Mantova conceda 2 occasioni agli altri. L'importante è aver tirato fuori, tanto fra 2 ore, 3 ore, quando voi avete dato le immagini di che cosa ha fatto l'Olginatese non se lo ricorda più nessuno, mentre dei nostri 3 punti sono scritti. Ma sicuramente per arrivare dove vogliamo arrivare, cioè vincere il campionato, ci vogliono anche queste partite qua, magari sofferte, non giocate bene, però sicuramente era importantissimo vincere e siamo contenti, siamo tutti contenti di proseguire la nostra striscia positiva. Sì, diciamo che secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sofferto un po', però insomma è un periodo in cui le cose ci vanno bene, secondo me comunque alla fine abbiamo meritato di vincere e insomma è andata bene così. Sì, diciamo che con l'assenza di Manuel il compito è stato insomma anche un po' più di copertura, visto le sue caratteristiche. Insomma è andata bene così e mi metto a disposizione del mister della squadra perché è un gruppo così difficile trovarlo, quindi preferisco fare una corsa in più per loro, la faccio volentieri, diciamo. Sì, oggi sapevamo che dovevamo venire qua col coltello tra i denti perché loro cercavano già dalla classifica almeno dovrebbero cercare di salvarsi, noi sapevamo che ci aspettavano, siamo stati bravi a interpretare la partita con la giusta determinazione e cattiveria, siamo riusciti a trovare un vantaggio meritato,
Poi è normale che abbiamo sofferto un po', loro buttavano la palla sulle loro punte che erano alte, però siamo stati bravi a tenere al campo, è stato bravo Portesi a parare il calcio di rigore e siamo stati bravi tutti. Gol regolarissimo in secondo? Dalla mia... A me sembrava regolare perché venivo da dietro, dopo pazienza, dai, vorrà dire che adesso li farò un'altra volta. Sì, oggi c'era un po' di tutto, la cosa più importante alla fine delle finite è che si sia riusciti a portare a casa 3 punti che per noi vogliono dire tanto perché comunque danno continuità ai risultati positivi. È una partita sicuramente non facile, anzi il campo, condizione, tutto quanto, qualche giocatore che non era al 100% a livello fisico, Spinale che ha dovuto dare forfait all'ultimo per un problema al piede, però penso che la squadra abbia reagito nel migliore dei modi anche nelle difficoltà. Sì, diciamo che il gol più o meno è come quello che abbiamo fatto l'altra settimana. Sappiamo che Pimazzoni è una rimessa laterale lunga, quindi proviamo a sfruttarlo in questo modo. È andata bene per la seconda volta di fila, speriamo che si riesca anche in futuro a fare qualche altro gol. Assolutamente sì, abbiamo trovato comunque una squadra tosta, sapevamo quello che dovevamo fare, cioè vincere la partita. Credo che questo primo posto sia un grandissimo orgoglio per noi, è il nostro tragitto. Dobbiamo portare a termine comunque quello che è il nostro progetto, portiamo avanti la nostra stessa positiva e siamo molto contenti. Il rigore comunque lo dedico alla squadra perché ne ha bisogno. Sul rigore sei rimasto fermo, un giudizio tecnico su questa parata? Ma guarda, io anche a Verona è successo lo stesso replay, lui è partito dritto, sapevo che la calciava a sinistra, a Verona sono andato a destra e qui ho salvato il risultato, ecco. Mi fa molto piacere.